A pochi passi dalla spiaggia di Caorle, al chiosco Green Oasis, si è tenuta questa mattina l'Assemblea Generale di Union Mare Veneto, dove la categoria balneare ha ribadito con forza la necessità di intervenire per fare in modo che il canone demaniale non vada a pesare su una stagione fortemente condizionata dalle conseguenze della pandemia del Covid-19. La scadenza per il comparto infatti rimane quella del 15 settembre e il governo non ha ancora avanzato nessun provvedimento per l'eliminazione, la riduzione o il rinvio del pagamento, né tantomeno la modifica del trattamento fiscale che la categoria ritiene ingiusto e penalizzante per le 30.000 imprese balneari. La nostra istanza parte da due riferimenti normativi importanti che sono una legge finanziaria del 2006 e un articolo del codice della navigazione che identificano la possibilità di richiedere la diminuzione del pagamento del canone per una minore fruizione del bene demaniale oggetto di concessione. È del tutto evidente che la stagione demaniale 2020 non solo è partita in ritardo con un mese e mezzo di ritardo appunto rispetto a quelli che erano i termini normali, ma è stata fortemente condizionata dall'emergenza epidemiologica che ad inizio stagione era ancora in corso. È altresì evidente che il senso di responsabilità, direi addirittura il senso etico dimostrato dal comparto turistico e nello specifico dal comparto balneare del Veneto è stato determinante per avviare la grande macchina del turismo e per consentire soprattutto quella continuità occupazionale che impiega diverse decine di migliaia di famiglie e di lavoratori sulla costa veneta per i quali era assolutamente indispensabile far partire la grande macchina della prima regione turistica d'Italia. È ampio il fronte delle associazioni di categoria del mondo del turismo che hanno appoggiato l'istanza di Union Mare Veneto. All'assemblea hanno infatti preso parte anche il presidente di Faita Federcamping Alberto Granzotto, il presidente di Confturismo Veneto Marco Michielli e il vicepresidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari Leonardo Ranieri. Noi confidiamo in un positivo accoglimento delle nostre istanze anche per poterci permettere di affrontare al meglio le prossime stagioni estive e di poter continuare a garantire quell'occupazione e quell'apertura che abbiamo fatto ugualmente pur andando incontro, sapendo di andare incontro a una stagione difficile come è stata effettivamente. Siamo uniti in questo perché siamo convinti che l'unità delle nostre forze sia fondamentale per far capire come il settore abbia obiettivi condivisi e che vogliamo portare avanti nel modo migliore possibile, uniti. Il pubblico deve sapere che i concessionari demaniali del Veneto su 150 km mal contati di coste contribuiscono per il 13 mi pare per cento di quello che è l'incasso di canoni demaniali del paese. Questa storia a mio modo di vedere deve finire, perché non è pensabile, ripeto, che 150 km su una proiezione di 7.000 km di coste contribuiscano per il 13% e gli altri cosa fanno? Ecco, qui si verte in tema di concorrenza sleale per chi non paga le concessioni o per chi paga concessioni a livelli assolutamente inadeguati rispetto a quelli del Veneto. Union Mare Veneto è orgogliosa di essersi fatta promotrice di questa azione, siamo altresì orgogliosi che il peso e l'importanza di questo grande lavoro di squadra, di sinergia tra le confederazioni del turismo della nostra regione abbia poi dato lo spunto per far sì che altre regioni si accodassero. È notizia proprio di questa mattina, il sindacato italiano ha in qualche modo deciso di sposare questa iniziativa della nostra associazione, per cui l'istanza che è stata anticipata qualche giorno fa e presentata ufficialmente agli associati oggi è di fatto diventata nazionale e sarà oggetto di trattazione da parte di tutte le regioni costiere italiane.